Ascoltiamo adesso due brani dei signori Fadda. Che cosa ci fate ascoltare? Sono due valserini piccolini, dei quali uno è talmente antico che lo cantava la Bonanno di mio padre e non ricordo il titolo. Allora, un lì, un là. Allora invitiamo anche Giuseppe a salire sul palco. Ci siamo? Il sol gliel'hai dato? Il sol, il re. Questo è mandolino? Mandolino e chitarra, ok. Quando Giancarlo ci dà l'ok, a posto, faccio come Giovannina. Questo è un valzer. No, non ce la fai, suoni sempre bene. È un valzer che prima che imparassi a suonare il mandolino, perché il mandolino era di casa, mio padre lo suonava, quindi non riuscivo a... lo prendevo, facevo. Mio padre si stancava e mi ha detto o lo suonas bene o dato un po' di finta.
Ce l'ho fatta Giuseppe Fabio. Dopo quel racconto di tuo padre Ciro, Giuseppe ha deciso di suonare la chitarra per non incappare in giusto. E poi c'era tua moglie dietro, Giovannina, che ha detto: chi è quella donna che ha detto che mio marito suona ancora bene? Vedetevela fuori perché noi dobbiamo proseguire la serata. Vorrei ringraziare tutti i componenti della banda, io meglio se cantati qualche volta. E però chi ha tenuto che spansamenti. Voce! Che spansamenti di premiare a Ciro, e lei también a me. Ringraziarci a tutti. Ma come vedete non sei, Grazie. Grazie Giovannini. Anche a lui ancora. Eccoli qua.